onda Spazio Più. Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio da Radio Libertà. Sono Mimo Magnetta, il rappresentante appunto del Più dei Professionisti Imprenditori Uniti. Accanto a me ho Carlo Persano, il professor Carlo Persano. Buon pomeriggio a tutti. Quello che mi viene a dare una mano quando appunto sto un attimino a terra. Oggi sto praticamente molto a terra perché ho cuccato sta sedia che mi fa sprofondare sotto. No, vabbè. Questi sono i potenti mezzi di Radio Libertà. Ma noi, nonostante tutte queste difficoltà che ogni giorno incontriamo, siamo qua imperterriti, sempre tosti e duri, e continuiamo a esserci sempre, continuiamo a fare il nostro dovere, che è quello di informare le persone, di informare la gente, di informare il popolo. Noi informiamo il popolo, non informiamo, perché appunto siamo in un paese in cui ci sono tanti che sono diventati degli esperti infornatori, cioè si creano tante situazioni utili appunto per i loro interessi, e noi siamo qua appunto invece a sottolineare laddove certe persone esagerino un po' troppo quando fanno solamente i loro interessi. Con Carlo Persano spesso e volentieri dalle frequenze di questa radio abbiamo lanciato messaggi che sono stati stranamente accolti il giorno dopo. Vogliamo ricordarne qualcuno, Carlo, delle trasmissioni che abbiamo fatto che hanno provocato un po' di pruriti? Noi sembrano ricordi ormai lontani perché fortunatamente questo governo non è cappato né in nessun incidente di quel tipo, né ha avuto personaggi che hanno creato situazioni disastrose come in passato. Ma noi per anni abbiamo parlato di Stellantis, abbiamo parlato dei 9 miliardi dati dopo alle aziende dei Benetton dopo il disastro del Ponte Morandi, abbiamo parlato di disastri fatti dal Monte dei Paschi di Siena. Sì, con quel poveretto che è cascato giù dal balcone. Dove è stato addirittura anche un poveretto che non si sa di che cosa è morto, però, Sì. però o meglio, se è stato un suicidio o se è stato qualcos'altro. Abbiamo parlato un po' di queste situazioni che, insomma, dove l'Italia aveva pagato, noi, perché poi quei 9 miliardi sono usciti fuori dalle nostre tasche, quelli delle autostrade, o i 21 miliardi a inseguire e ripianare le perdite del Monte Paschi finché non è arrivato Giorgetti, che finalmente l'ha fatto risorgere, senza spendere più i soldi dello Stato. Noi per anni abbiamo denunciato queste cose e alla fine si sono rivelate esatte. Purtroppo non sempre abbiamo avuto soddisfazione di tutto, perché ovviamente di sicuro non abbiamo avuto soddisfazioni economiche, perché noi il nostro impegno radiofonico, da giornalisti, comunque da informatori, l'abbiamo sempre fatto per passione, sempre a costo zero per la radio che ci ospita, e sempre a costo zero soprattutto per il popolo italiano. Noi le cose che facciamo per il popolo facciamo proprio a gratis. Sì, comunque è stato un piacere, Sì. diciamo, anche da un'altra parte, perché almeno delle voci, diciamo, che abbiamo una radio dove si può parlare di queste cose, visto che in altri posti non sempre sono argomenti graditi. No, infatti, anzi, a volte alcuni argomenti che ho sollevato io sono serviti solamente a farmi subire denunce, un processo che è durato 7 anni, per diffamazione a mezzo stampa, perché le denunce temerarie non è che le piglia solamente Concita De Gregorio, che appunto scrive su qualche giornale un pochino più patinato, ma le ho prese anche io, insomma, perché quando appunto tu denunci alcune cose che vanno
a rompere certi equilibri, e la gente poi cerca di ripagarti. Infatti tante volte, soprattutto qua con Carlo Bersano, quando abbiamo denunciato per esempio la situazione del Ponte Morandi, di Stellantis, De Benetton, che appunto si sono cuccati 9 miliardi, vero? 9 miliardi e mezzo. 9 miliardi, 9 Cioè invece che miliardi. essere bastonati, Le fustiga aziende, e loro ovviamente sono azionisti di quelle aziende. Beh, noi poi abbiam parlato anche di Elkann, che quando hanno fatto certi passaggi han detto che loro hanno fatto con la FCA, quando ha trasferito, vabbè, l'ha fatto poi anche Mediaset dopo, insomma, quando hanno trasferito la sede legale in maniera appunto da parare quelli che erano i vari guai, chi in Olanda, chi in Sì, Belgio. quella era la parte fiscale, però Sì, Stellantis ha fatto anche di peggio perché, ha smobilitato praticamente il settore dell'auto in Italia, sì. dove c'erano dove si produceva più di 1.000.000 di autovetture, adesso siamo sotto le 400.000. Forse dovremmo ricordare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, perché sai tante sono giovani, no, io per esempio ho fatto un fine settimana a Roma con anche dei ragazzini poco più che adolescenti, e questi non sapevano manco chi era Giuseppe Garibaldi. Siamo scesi giù a Roma, li ho portati al Gianicolo, gli ho fatto vedere la statua che sta lì in mezzo su un piedistallo al Gianicolo, e hanno visto Giuseppe Garibaldi, m'han fatto: "E chi è questo?" No, ecco, tante persone forse che ascoltano le nostre trasmissioni non sanno che Stellantis praticamente è l'erede di quella una volta si chiamava Fiat, no, che ha dato tanto lustro, tanto ha creato tanto lavoro, però c'ha fottuto anche tanti soldi, perché tante volte Fiat, i proprietari della Fiat, gli attivi li mettevano nelle cassaforti di famiglie, i passivi, e cioè per dire gli stipendi agli operai ce li faceva pagare a noi, perché la cassa una volta si chiamava cassa integrazione, mo si chiama NASPI, no, però appunto, Mh. o no? No, Tu no, entrambe, c'è sì, anche ancora anche la cassa integrazione. okay, però appunto se ne sente parlare di meno, forse perché appunto Eh beh, se ne sente parlar di meno perché questi ormai hanno noi abbiamo denunciato per tempo dicendo: "Attenzione che questi stanno smobilitando tutto quanto, oltretutto sembra che stiano facendo, tutto sbagliato", l'avevamo già denunciato ai tempi e, la cosa più sensazionale agli occhi di tutti ancora oggi è il fatto che il sindacato, in particolare la CGIL, in particolare la FIOM dove c'era Landini, è stata in praticamente in silenzio. silenzio per tutti questi anni e noi continuavamo a dirlo: "Ma perché non dicono niente?" E Landini andava sul giornale, dei proprietari di Stellantis, che è Repubblica, ci andava avanti e indietro e mai una volta che lo sentivi denunciare questa smobilitazione del lavoro in Italia a favore del lavoro di altre nazioni europee, in particolare la Francia. Cioè praticamente ha taciuto e non ha mai organizzato nulla, tale e quale ad adesso, come da quando appunto c'è il governo Sembrava che non ne sapesse niente, che non si stesse accorgendo di niente e nonostante noi lo sollecitassimo sì, ad interessarsi a guardare. e forse lui non ascoltava Radio Libertà, o mica tutti Probabilmente. ascoltano Radio Libertà. Radio Libertà, e prima ancora di ra che prima ancora si chiamava Radio Padania Libera, e c'aveva degli ascoltatori fissi, c'erano anche i disturbatori seriali. Noi abbiamo avuto disturbatori seriali che ancora oggi impazzano anche su alla Zanzara, laddove ancora si può chiamare e parlare in diretta. Appunto noi abbiamo avuto dei disturbatori seriali, abbiamo appunto avuto persone che ci monitoravano, perché io non potevo dire una parola. Io mi sono interessato attraverso le frequenze di Radio Padania Libera prima e di Radio RPL, Radio Libertà dopo, del mondo dei venditori ambulanti. Ben 180.000 persone, 180.000 lavoratori, e sto parlando appunto di 15 anni fa. Io non potevo dire mezza parola fuori posto, che paccate, mi dicevano: "Guarda che hai detto questo, questo e quest'altro, mo ti denunciamo." Però su Stellantis, MPS, e il Ponte Morandi silenzio Sì, assoluto. sì.
Invece adesso abbiamo Sti molestatori non venivano a dialogare no, di queste cose. no, adesso abbiamo appunto Landini che ogni 2x3 lui organizza gli scioperi, guarda caso, che coincidono sempre col fine settimana, no? Perché appunto anche gli iscritti alla CGIL hanno diritto ad andare a farsi il weekend e se lo fanno, se lo fanno appunto sulle spalle dei Scioperi lavoratori. però per Repubblica e per Mai. Stellantis in particolare non se ne No. sente, vero? Però mi dice la mitica regista Natalia, che appunto ci fa condurre questa trasmissione, se non ci fosse lei noi non potremmo trasmettere, che abbiamo al telefono un ascoltatore. Lo sentiamo. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, pronto, sono Mimo della Brianza. Da Brianza del nord o del sud? Quelle di Monti. Ah, Senti, mi metti a sentire che parlavi di forno all'inizio, no? sì. E c'è un amico a Cologno che fa un sacco di cose con forno, ce lo volevo salutare e visto che hai detto quelli che anche disturbano alla radio, allora ho detto, ma quello mi sta chiamando a me, ce lo devo chiamare io. E allora dillo tu chi è questo amico di questo forno. Sì, mio amico Marun, quello di Marun Glacé, che ha un forno a Cologno in via Lombardia 43. Dove? Che non ho capito bene. Dov'è a Cologno, quello è Cologno del meridionale, non è della Brianza, Cologno Monzese. Ok. Dov'è che c'ha sto forno, sto tizio? Viale Lombardia 43, fa un sacco di cose buone che sembra quasi pugliese quando cucina. Però non è pugliese, è egiziano. Va bene, non ci facciamo noi, basta che sono persone che si sono inserite nel nostro paese, che pagano le tasse, che lavorano, che producono eccellenze. Lui sì, il can della Juventus, no. E volevo anche salutare il can, che quello ogni cosa che tocca diventa cacca, e contrario di suo nonno ha fatto i soldi, quello tocca la Fiat e falliscono la Fiat, tocca la Repubblica non lo legge più nessuno, e tocca la Juventus perde con la Fidelisandria pure, e questo ha qualche problema. Poi ci stanno anche quelli che appunto toccano i travestiti e finiscono in mezzo a mare di guai. Mi sembra che era il nipote. Fratello, ma era più bravo di lui. Quello Johnny il cane si è preso qualcosa, non lo so, porta sfiga. Forse è meglio che va giù a Napoli dall'Intovino che gli toglie la sfiga di Dossi. Ma mi pare che abbiamo... No, non ce l'avevamo appresso a te, avevamo un'altra... Senti, io da fare devo ancora disturbare un sacco di persone. Prego, allora... Ti voglio salutare a te e vado in Ciro. Saluta anche il nostro mitico co-conduttore. Grazie dei saluti. Il nostro Carlo Persano non lo saluti? Sì, lo saluto, è bravo il dottore, lo ascolto sempre, ragioniere, molto bravo e quasi bravo come me, però io ho un sacco di cose da fare. Poi della Brianza come me qualche volta lo vedo che va a fare la spesa a mercato pure lui. Sì. Adesso ho capito chi sei quello che incontra al mercato, sì, giusto. Quelli la gente mangiano. Infatti noi ora proseguiremo la trasmissione parlando appunto di come è facile mangiare in Italia con i tempi che corrono. Anzi, con i soldi degli altri, se sei bravo mangi pure con i soldi degli altri. È che è la cosa più importante. Detto ciò, vi saluto. Stati buon proseguimento di giornata. Ciao. Noi abbiamo questi interventi, stavamo parlando credevo prima. che era uno dei molestatori, magari adesso arriva uno che vuole intervenire. No, c'era tal Caruso che mica scherzava, cioè quello chiamava tutti. Ho scoperto che oltre che chiamare noi chiamava... E ci chiami su MPS che ne abbiamo da dire una valanga, oppure sul Ponte Morandi. C'avevamo quell'altro che chiamava da Palermo, Mimmo di Palermo. Se ci telefono ci parla del Ponte di Salvini. Posso dire una cosa difficile su MPS? Tecnicamente difficile? Sì, perché abbiamo anche qualcuno che culturalmente sta un pochino più su di quello con cui abbiamo appena finito di parlare, che difettava un po' nella lingua italiana, era troppo brianzolo del sud. Allora, mettiamo un titolo, il titolo è Bancarotta fraudolenta. Allora, bancarotta fraudolenta è un evento giuridico che accade quando c'è una distrazione di fondi, cioè c'è un'uscita
di fondi non chiara da un'azienda che è in situazione di capitale perduto. Quindi se l'azienda ha perduto tutto il capitale non può fare uscire soldi, perché quest'uscita di soldi si chiama bancarotta ed è appunto fraudolenta. È un reato penalmente rilevante. È un reato Ti devo interrompere perché abbiamo un ascoltatore e qua in questa radio la regola prima gli ascoltatori. Certo, sì. Buongiorno, chi sei e da dove chiami? Buonasera a tutti e due, Lisetta. Buonasera Lisetta. Buonasera. Allora io cambio argomento perché sulla Stellantis sono già intervenuta. Io metterei un argomento moderno, chiamiamolo moderno, i dazi di Trump e le previsioni smentite. Sì. Ecco, allora certamente, sempre secondo me, ricorderete le previsioni dei soliti gufi all'indomani dell'aumento dei dazi imposti da Trump. Allora, l'Italia perderà più di 30 miliardi di esportazioni, moltissime aziende chiuderanno, i battenti, eccetera, eccetera. Udite, udite, dati dell'Euroborsa, ragazzi. A fine settembre l'export italiano è in crescita del 10,5%, con un saldo positivo pari, mi sembra, a 16,6 miliardi in più rispetto all'anno 2024. Il ritornello della sinistra, ascoltate bene quello che vi sto dicendo, è sempre lo stesso. L'Italia sull'orlo del baratro, non c'è un comparto che funzioni, la gente muore di fame, tutto questo mentre l'occupazione è ai massimi storici e di conseguenza, ragazzi, la disoccupazione è ai minimi storici. Lo spread mai così basso. E poi mi sembra le agenzie di rating promuovono in continuazione il nostro paese con del più e delle A. Le borse registrano l'incremento maggiore degli ultimi 27 anni. Mi sembra boom del turismo interno ed esterno, riconoscimenti da tutto il mondo per la situazione a cui l'Italia si sta avviando ed il tutto in un contesto geopolitico, dico io, con 2 guerre nella pancia dell'Europa che ne hanno frenato, secondo me, l'economia per un 30%. In questa situazione, voglio terminare, in cui tutti dovrebbero contribuire per ulteriori miglioramenti, i gufi di sinistra cosa fanno? A cui non interessa un fico secco che all'Italia e agli italiani le cose vadano bene, continuano a demonizzare nella speranza di riprendersi le poltrone su cui è seduto l'attuale governo. E allora voglio terminare con questo, ripeto, un saggio disse che la politica è l'arte di saper mentire ed in questo sì che la sinistra non la batte nessuno. È vero. Tutto qua, io vi saluto e buona giornata. Grazie Lisetta. Grazie. Parole sante, ma hai offerto lo spunto per ricordare quello che bisogna fare il 22 e il 23 marzo prossimo. Bisogna andare a votare per il referendum sulla giustizia. Chiaramente, a parer mio, bisogna votare sì in questo referendum qua. Anch'io voterò sì. Tu devi dire, perché per la par condicio ci deve essere uno che dice sì, l'altro che dice dire no. Però noi ce ne fottiamo e noi diciamo andate a votare, votate sì. Comunque volevo fare una precisazione su quello che ha detto Lisetta. La situazione è anche meglio di quello che ha rappresentato lei, perché l'esportazione è aumentata di molto di più di 16 miliardi, molto di più. L'Italia veramente è andata al massimo in questi 2 anni e sta continuando, ed è salita anche gli ultimi mesi ancora con l'export. E vedi, io ho fatto male. Negli ultimi mesi, soprattutto con un focus sul sud-est asiatico, la zona dove Vietnam, Cambogia, Thailandia, in quella zona lì stanno importando un sacco di prodotti italiani. Ma io per esempio ho esportato una sorella, proprio stamattina ho esportato mia sorella in Thailandia, me la sono tolta di torno per una quindicina di giorni. E quello è un bilanciamento della bilancia commerciale, perché lei è andata lì a portare un po' di soldi e loro hanno importato i prodotti italiani. Io voglio sperare che tornando dalla Thailandia mi porti qualche Rolex contraffatto, ma di quelli fatti belli. Sì. Sto scherzando, io i Rolex non li uso solamente gli Swatch e basta, gli orologi meno costosi che ci sono in giro. Queste marchette ogni tanto che facciamo sono marchette gratis, perché non è mai che non so, qualcuno piglia, si svena
e manda qualcosa qua a sta radio, ma niente, Ma uno di Stellantis non t'ha detto, guardi, le mando io il Rolex, No, non è mai successo io tante volte quando parlavamo di queste cose qua, dicevo, guardate, quando io parlo di queste cose le faccio per un motivo preciso, spero che qualcuno che si sente toccato mi chiami, dato che io tante volte ho dato anche il mio cellulare, il numero del mio cellulare per dire per in diretta, chiamatemi, offritemi qualcosa e io smetto di parlare contro di voi, dicendo la verità, mi metto a dire falsità anche io, perché noi tanto viviamo appunto in un paese in cui, e lo diceva prima Lisetta, la sinistra è bravissima e messa nel sparare menzogne, poi con la faccia di quelli convinti invece di dire il vero, insomma. E perciò a maggior ragione, ripeto, il 22 e il 23 marzo andate a votare, perché può darsi che se riusciamo a cambiare qualche cosa nel settore appunto della magistratura, della corporazione dei magistrati, forse l'Italia potrebbe cominciare anche ad andare meglio, perché noi fino adesso abbiamo un governo che, come diceva Lisetta, ha fatto tante cose, però insomma ogni volta che il governo inventa una legge o fa qualche cosa, pacchete, si inventano appunto la critica negativa. Per esempio, come la sentivo in questi giorni, è stato un fatto esecrabile, quello si è comportato veramente da boia, proprio da boia, da sbirro boia, se è vero appunto che lui ha fatto, se pare che sia vero, insomma, che ha ucciso appunto un ragazzo e gli ha messo in mano un'arma, ha finto tutta una cosa, ecco, però appunto un episodio del genere dove una mela marcia, una appunto, peraltro pure infame, perché questo quando è stato cuccato ha preso e detto: "Vabbè, ma lo sanno anche i miei colleghi", no, cioè pure oltre che essere un boia, è anche un boia cioè pure infame che essere subito cantata cercando di coinvolgere altri. Però appunto, ecco, usare quel fatto, per invitare la gente a votare noi veramente da carogne, perché appunto, il bosco di Rogoredo, che è quel posto vicino alla stazione di Rogoredo a Milano, dove tutti quanti, tanti giovani e anche meno, vanno appunto per rifornirsi di droga, ma proprio della più schifosissima droga, è un fatto che, finita 'sta tarantella su 'sta chiavica di, ex poliziotto che ha ucciso una persona e poi dicendo che appunto gli stava sparando, ecco, poi non se ne scorderanno tutti, cioè delle persone, dei ragazzi ragazzi o ragazze che vanno a Rogoredo a rifornirsi di quella merda che serve solamente per morire, poi non ne parlerà più nessuno. Ecco, e questa io la ritrovo una cosa veramente odiosa. A me gli spacciatori di morte mi sono sempre stati antipatici. Io li avrei uccisi se avessi potuto, no? Sì, diciamo che c'è anche un aspetto, abbastanza tragico in una vicenda di questo genere, perché, tutto sommato, voglio dire, è vero quello che stai dicendo tu, cioè per la mela marcia, le mele marce ci son sempre state, ricordiamo, se vogliamo rimanere nella polizia, i signori di Bologna della Uno Bianca, con la Certo. banda, quindi ma non per quello uno deve dire: l'istituzione non deve esistere, l'istituzione deve lavorare con le mani legate. No, l'istituzione deve esistere e molto probabilmente, mi avventuro a dire una cosa di questo genere, personaggi di questo genere avrebbero, meno acqua dove galleggiare se la magistratura, tutte le volte che un poliziotto prende uno spacciatore e lo porta dentro, non succedesse che molte volte questo spacciatore poi viene rimesso in circolazione Sì, senza colpo ferire. Quello specificando che è un motivo sociale, dato che son poveretti, sono qua in Italia, non hanno casa, non c'hanno lavoro e così via, gli rimane solamente che spacciare, perciò sì, spacciare ma voglio droga. dire, si crea quest'area di mezzo, dove, agiscono sia gli spacciatori sia le mele marce alla fin fine. Se invece questi, fossero messi dove meritano di stare, o in Italia o fuori o cacciati fuori dall'Italia, a quel punto quell'area di mezzo diventa sempre più stretta, più impraticabile e probabilmente anche la mela marcia avrebbe più difficoltà. Insomma, è lo Stato che deve fare lo Stato
e a cui nessuno si deve sostituire. Però appunto per far sì che lo Stato faccia lo Stato bisognerebbe avere un governo o un Parlamento che è composto da minoranze, maggioranze o di gente che sta così, tanto per pigliare l'emolumento, perché tanti vanno anche al Parlamento solo per prendere soldi e basta, ecco, però debbano stare appunto maggioranza, opposizione, tutti quanti con un unico obiettivo mirato, quello del bene del paese, cosa che invece non succede, perché quando poi appena succede un qualche cosa viene usato per colpire quello che è un governo portato avanti, sì, da una persona che sta all'opposizione del tuo partito, cioè secondo me è veramente una cosa proprio che dimostra quanto poco amore ci sia per la verità e per il bene del paese, perché qua ognuno pensa solamente ai cavoli suoi. Se continuiamo così andremo solamente a finire di male in peggio, però siamo arrivati alle 15:31, questo è il termine della prima metà della trasmissione, ora andiamo in pubblicità. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Rieccoci, sempre lo spazio più da Radio Libertà. Io sono Mimmo Magnetta, a fianco a me ho Carlo Persano e con Carlo voglio parlare di quello di cui in tanti parlavano fino a prima che succedesse sta faccenda del poliziotto con l'omicidio appunto a Rogoredo. Voglio parlare di quello che voglio chiedere a Carlo Persano, quello che pensa lui, non tanto di Vannacci, perché tanto Vannacci anche di lui ne hanno parlato tanti, ma di quello che per esempio parliamo di quello che appunto tu avresti pensato di suggerire a chi vuole far politica in una maniera sana. Ma allora io dico una cosa, ne abbiamo discusso un po' prima, cioè parlo dal punto di vista delle cose che io comprendo di più, che sono diciamo un po' di più i fatti economici. Io dico questo, Vannacci, io l'ho sentito in alcune trasmissioni radiofoniche, televisive o su YouTube, è abbastanza a digiuno di economia. Quindi uno che si vuole presentare come capo non dovrebbe essere così a digiuno di economia, un minimo dovrebbe masticarne. E in virtù di questo, secondo me, lui, ripeto, io guardo la cosa dal punto di vista così, per me più facile, mettiamola così, per me ha sbagliato 2 volte a uscire dalla Lega, perché la Lega, benché la gente se ne accorga poco, ammetto che anche questo è uno degli argomenti, è il partito che ha la squadra di economisti migliore in Italia. Vogliamo fare qualche nome? Beh, lasciamo perdere Giorgetti, il ministro Giorgetti, che però lasciamo perdere, ma
tutto quello che è successo di buono dal punto di vista economico in Italia, guarda caso... E cosa ha fatto Giorgetti di buono? Io sono un po' un pellegrino, spiegami tu e spieghiamo anche alle ascoltatrici quali sono i risultati raggiunti da Giorgetti. Beh, intanto voglio dire, ha tenuto i conti in ordine. Questo tenere i conti in ordine nonostante il buco di 120 miliardi lasciato dal governo Conte per la questione del super bonus, dove sono stati dati questi 120 miliardi per il 3,5 delle abitazioni ed è costato come 3 manovre di finanziarie. Quindi, a parte il fatto di aver tenuto la cosiddetta barra dritta, nonostante questa voragine che si è trovata in mezzo ai piedi all'improvviso, poi chiaramente ha dato, con questo suo comportamento e queste sue capacità, la sensazione ai mercati che da quel momento l'obbligazione italiana che veniva offerta alle aste diventava un'obbligazione seria di cui ci si poteva fidare. L'economia, lo sappiamo tutti, la moneta non ha più dietro niente se non la fiducia di chi la maneggia, di chi la prende e di chi la usa per pagare o per essere pagato. Quindi questo ha già determinato una situazione che non si vedeva da decenni in Italia, per cui alle aste, quando vengono venduti i titoli di Stato vanno a ruba con anche... Nel senso che vengono comprati. Perché sì, scusa, vengono comprati. Vanno a ruba, viviamo in un mondo di banditi. Sì. Vengono acquistati a man bassa, diciamo. Okay. E questo, tra l'altro, oltretutto, con un'ulteriore precisazione vantaggiosa, che questi titoli di Stato in buonissima parte finiscono nelle mani degli italiani tramite fondi oppure anche direttamente, e quindi poi gli interessi che vengono pagati da questi titoli di Stato arricchiscono gli italiani ulteriormente. Quindi questo è già un quadro, diciamo, non da poco, cioè non si vedeva da decenni una cosa di questo genere. Questo per quanto riguarda Giorgetti. Poi mi pare che aspetta. Un'altra cosa che tutti stanno sottostimando, noi abbiamo sempre parlato di MPS, di quel poveraccio che è volato fuori dalla finestra, però MPS era diventata una banca da buttare via. Non era la banca di quello che diceva D'Alema o chi era che aveva detto che abbiamo anche la banca. Abbiamo la banca, esatto. Quello era Fassino, quello che era l'intenditore di profumi. Adesso tra tutte e due mi sa che parlavano forse tra di loro. Però diciamo che era una banca che era strafallita varie volte. Stavamo parlando prima della bancarotta, appunto, sì. Dove le perdite venivano continuamente risanate, e lui l'ha fatta diventare di nuovo una banca appetibile, e quindi con un valore oltretutto sul mercato, e questa è stata un'altra cosa che non si vedeva da decenni. Tra l'altro mi viene quasi sorridendo da dire una cosa: quella è una banca che ha migliaia e migliaia di dipendenti, ed erano migliaia e migliaia di persone che per anni hanno avuto il timore di finire in mezzo a una strada. Quindi lui oltretutto, oltre che salvare la banca, guardando anche nello speech, ha salvato il lavoro di migliaia di persone, certo. Anche un po' il prestigio, perché tanti ormai se ne stavano scappando dal Monte dei Paschi, perché tutte queste notizie di perdite, di investimenti sbagliati, per cui continuamente si andava a temere che potesse succedere qualcosa. E chiaramente tutto questo oggi è ribaltato, e MPS è una banca solida, che con degli amministratori giusti, non con tutte quelle persone che hanno fatto investimenti sbagliati, hanno dato soldi a chiunque senza considerare il rischio di insoluti. Tra l'altro noi per anni, è proprio questo che avevamo detto, sappiamo che c'è la privacy, che ci sono degli obblighi di riservatezza,
A noi ancora oggi piacerebbe conoscere i nominativi di chi ha ricevuto più di 1 milione dalla MPS di quei tempi, e non l'ha restituito, perché abbiamo sempre avuto il forte sospetto che erano tutti amici loro. Sì, questo lo dicemmo in alcune trasmissioni di tanto tempo fa. Ci piacerebbe che venisse fuori una commissione. Saranno coperti dal segreto di Stato? Che dici? No, quello magari spero di no, però con le leggi forse sulla la gara, sì, però che se qualcuno riesce giuridicamente in maniera legale ad andare a guardarci dentro e a vedere chi sono quelle persone che hanno ricevuto, non dico quelli che hanno ricevuto i 100.000 euro, i 200.000, quelli più di 1 milione. Penso che superino 650 milioni lo sappiamo chi li aveva ricevuti. L'azienda di De Benedetti, la Sorgenia. Penso che superino i 72 milioni di euro che si è fottuto Lusetti, l'amministratore del Garofano. Come si chiama quella? No, il Garofano era quella della Margherita. La Margherita. Sì, vabbè, sempre fiori. No, ma quelle son briciole, perché 21 miliardi di buco sono 42 mila miliardi delle vecchie lire. Ricordiamoci che la Lockheed per 1 miliardo e 2 di sottrazione ha fatto in galera Tanassi, ha fatto dimettere un presidente. Qua ci sono consigli di amministrazione di tutti i tipi. 72 milioni della Margherita erano un buon inizio per arrivare a quei miliardi che poi sono spariti. Sono soldi, sono sempre soldi rubati. Io lì farei una bella commissione d'inchiesta. È che noi non abbiamo la Rosibindi della Lega, perché noi abbiamo avuto la Rosibindi che si è inventata le varie commissioni. Ne sentivo parlare l'altro giorno in un programma radiofonico. E lei è di quella zona, la Rosibindi. E lei in Toscana doveva conoscere parecchi di quelli che hanno ricevuto datti da fare. Hanno ricevuto i finanziamenti dal Monte dei Paschi. Lei li conosce, Rosi? Allora forse per questo avrà qualche amico, conoscerà anche qualche amico. Sì, dovrebbe. Qualche bella commissione parlamentare su sta roba che vada, anche perché noi in Italia siamo il paese in cui le commissioni campano in eterno. Abbiamo avuto commissioni parlamentari per Piazza Fontana, Bologna, abbiamo avuto commissioni parlamentari per cos'è quella di lì, l'aereo, quello che è stato che è finito che è esploso l'Italia, il 19 dell'Italia. Cioè abbiamo la commissione quella, appunto, mi pare che proprio la Rosi in questione sulla P2 e cose varie. Fatti venire, fai una commissione pure su questo, insomma, capace che appunto forse qualcosa si recupera, perché tutte queste persone che arraffano questi soldi da qualche parte li avranno messi. Quando li localizzi, poi puoi far scattare anche i sequestri, gli espropri o i recuperi, perché noi appunto vivevamo in un paese in cui se un industriale portava all'estero, che ne so, in Libano, così un paese a caso, dei soldi, la cosa veniva fuori, lo mettevano in galera. E poi invece con la politica che si è venuta che è venuta fuori dopo, hanno addirittura legalizzato queste spazio di tutti questi soldi che appunto venivano portati all'estero. All'epoca si andava in galera per quello. Certo. Cioè io cito il caso di un povero Cristo che aveva 250.000 lire di più in tasca. All'epoca per passare in Svizzera il limite era di 250.000 lire, questo ne aveva 500.000 lire, l'hanno cuccata alla frontiera, gli hanno dato 1 anno di galera, 1 milione di lire di multa. E non ho capito, una volta era così, adesso invece abbiamo legalizzato questa modalità che se appunto uno prende lo fa nell'interesse degli azionisti, non è più reato. Io ripeto, io nazionalizzerei tutto. A chi appunto ha fatto delle porcherie, ha spezzettato le aziende, l'ha portate via. Cioè, io consiglierei alla politica di ricambiare le leggi e inventasse appunto la legge, rimettere in uso la legge che se uno piglia, spezzetta, smonta, fa e trasporta in modo fraudolento per il proprio lucro, per il proprio interesse, dei soldi
che poi in maggior parte arrivano anche dallo Stato, perché noi prima avevamo gli imprenditori che creavano le aziende, l'industria, ora gli imprenditori italiani sono diventati tutti prenditori. Cioè io conosco un sacco di, almeno tanti. L'export, l'aumento dell'export è dovuto agli imprenditori. Sì, voglio sperare che siano proprio imprenditori, perché mi pare che pure Olivetti o qualcuno che abbiamo nominato prima, per esempio, aveva tanti finanziamenti con cui poi andava ad aprire ditte, aziende un po' dappertutto, filiali un po' dappertutto. Beh, finché c'è stato Adriano Olivetti, secondo me l'Olivetti ha funzionato. E dopo, quando è arrivato qualcun altro che è iniziato a fare acqua. Chissà perché quello che costruiscono i padri, poi i figli se lo mangiano sempre tutto, lo distruggono. Lì non erano manco più figli. Beh, no, figli però, sì, no, figli di qualcuno sì. Però dato che siamo in fascia protetta non lo diciamo. Vabbè, per tornare alla squadra di economisti, allora abbiamo detto Giorgetti, manco a dirlo, ho visto tutto quello che ha combinato. Poi abbiamo un ascoltatore in linea. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Perdona per l'attesa, prego. Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Paloppo in provincia di Como. Ciao Giampaolo, bentornato fra noi. Ciao, grazie. Ascolta, volevo dire, intanto sono contentissimo che c'è lì quella persona lì, quell'intellettuale di prima caratura, perché è stato uno dei pochi che mi ha riconosciuto la mia competenza. Grazie. No, cioè glielo dico perché secondo me è una persona squisita dal punto di vista intellettuale. Però le volevo dire, io non sono molto contento ultimamente di come va la radio. Pronto? Sì, prego, ti stiamo ascoltando. No, perché io ho parlato su Radio Libertà per parecchi anni, anticipando parecchi temi che poi mi hanno copiato. Ad esempio sono stato uno dei pochi a parlare bene di Vladimir Putin e l'ho definito uno statista, cosa che poi ha ripetuto Moni Ovadia e altra gente. Però io non sono molto contento perché, prima cosa non mi avete mai invitato, seconda cosa c'è gente come Antonino Danna che ha definito Medvedev, il russo Medvedev, come un alcolizzato e un malato di mente quando ha fatto le minacce nucleari 2 anni fa, quando poi le minacce nucleari si sono concretizzate. Ecco, secondo me ad esempio Antonino Danna non ha la caratura necessaria per parlare in radio. Questo non te lo posso consentire, perché appunto comunque sia Antonino è un amico, Antonino è un giornalista che lui a questa radio dà, e dato che comunque sia questa una radio che lascia parlare tutti, qua appunto accettiamo le opinioni di chiunque. Pure io ho alcuni limiti, pure io per esempio non la penso nella stessa maniera, non so, per esempio di Giovanni Sallusti su certi argomenti, come non so anche di Semi Varino, anche di Antonino Danna, però appunto ognuno di noi è libero di dire e deve dire quello che pensa, e se vuoi appunto, però se tu, mi pare che in uno dei tuoi tanti interventi, perché io tante volte ti ho dato la parola, ti avevo anche invitato a venire qua. Io non ho problemi, io il martedì faccio una trasmissione di 1 ora e lo faccio anche il venerdì. Se tu vuoi ci mettiamo d'accordo. Io spesso e volentieri da questa radio ho dato il mio numero di cellulare, tu mi chiami quando finisce la trasmissione, ci mettiamo d'accordo. Io non ho problemi, ti invito anche in radio e ti invito a fare la trasmissione con me, perché io ho un modo abbastanza birichino di fare le trasmissioni e mi sopportano da ben 25 anni. In 25 anni di trasmissioni che ho condotto da Radio Padania prima e Radio Libertà adesso mi hanno sempre tenuto. Sono cambiate tante cose in questo mondo, io sono sempre qua, proprio perché appunto comunque se io nelle mie trasmissioni cerco di intercettare quello che è il cuore, la pancia della gente. Ripeto, se il problema è quello di non essere stato invitato qua da altri, sicuramente Antonino Danna, visto la considerazione che tu ne hai, non ti potrà mai invitare. Io però ti posso invitare. L'importante però che siamo dentro quelli che sono i confini, i canoni del rispetto, insomma. Abbiamo un altro ascoltatore. Buongiorno, chi sei? È cascato. Richiama se vuoi. Come appunto stavo dicendo prima, tante volte, anzi io mi sono ritrovato a litigare in diretta
per esempio con Federico, lo Sparacazzate, tante volte non ci siamo trovati su quegli argomenti, in trasmissione, in diretta, abbiamo dato proprio sfoggio di quello che era il parere di uno e il parere di un altro. Cioè, questa è la dialettica. Noi siamo per il libero confronto e qualche volta arriviamo anche a mandarci a fanculo se necessario. Però poi siamo sempre amici e siamo sempre... La cosa che ci unisce è il fatto di voler fare le trasmissioni per il bene di chi ci ascolta, per il bene del popolo, perché noi cerchiamo di servire il popolo, ma noi il popolo lo serviamo veramente, non come quelli di 50 anni fa che lo facevano, insomma, da un punto di vista... A chiacchiere. Vogliamo riprendere? Sì, allora stavo dicendo, parlando della squadra di economisti sì, di cui gode la Lega, abbiamo detto Giorgetti lasciamo perdere, che abbiamo già detto, poi ci sono Bagnai, Borghi, Rinaldi, e quindi io dico... E io poi aggiungerei anche una cosa, abbiamo anche Carlo Persano che è un economista anche lui. Sì, vabbè, io però non sono coinvolto direttamente come queste altre persone. No? Quindi... Secondo me lo sei coinvolto dal punto di vista pragmatico, pratico, oppure meglio, perché tu sei uno di quelli che appunto tu sei un imprenditore, perché la gente che io porto qua in radio è gente che poi gli argomenti che mastica in radio li mastica anche nella vita. Ed è un vantaggio anche questo, certo. Però quello che voglio dire, una volta che tu vedi questa situazione, parlo di Vannacci, ti senti debole, e spero che lui riconosca a se stesso di essere debole su quell'argomento. Sei nel posto giusto, dove hai invece persone che riescono ad agire in una maniera più consona anche a alcune direzioni. Cioè, se non era per la Lega, il MES sarebbe già passato. Il MES, quel fondo europeo ingannatore, eccetera, eccetera. E grazie agli economisti della Lega che si sono ampuntati i piedi e non l'hanno fatto passare. E quindi ti trovi in un posto così. E te ne vai se non somaro. Te ne vai e adesso con chi ti consulti? O con cui ti confronti, vabbè, o ti confronti. Vedrà. Abbiamo un altro ascoltatore, buongiorno, chi sei, da dove chiami? Pronto? Sì, buongiorno, sono Marco e chiamo da Milano. Buongiorno Marco, a te la parola. Prego. Allora io sarò un po' controcorrente, però per esempio pensando a chi ha lasciato la Lega recentemente, io sono felice che abbia lasciato la Lega. Mi riferisco al generale Vannacci, per esempio, ha fatto benissimo a lasciare la Lega, perché onestamente credo che di fascistoidi ce ne siano fin troppi e che il bacino popolare della Lega non sia mai stato quello. Vannacci sta bene con le curve nord, le curve sud, fascistoidi, piglierà poco o nulla, e detto questo, credo che sia stato un'onta per la Lega pigliare una persona semplicemente perché ha scritto un liberculo. Io lo posso dire perché l'ho letto tutto, l'ho trovato di una pochezza incredibile. Va bene, era un libro che trovavi su Amazon, che si è autoprodotto lui con delle cose che non contavano niente. Ora però vorrei fare una domanda invece. Prego. Che mi sta a cuore. Visto che si parlava di economisti, Giorgetti è un fior d'economista. Io ho una domanda e la faccio secca come piace a me. Per quale motivo, parlo della regione Lombardia, la Lega ha fatto sempre in regione Lombardia delle promesse che riguardavano per esempio la cancellazione del bollo auto. Io trovo che l'auto sia uno dei beni più tassati in assoluto, va bene? Per quale motivo la Lega non è riuscita a trovare, nonostante le promesse di Caparini che sono durate per oltre 20 anni, non ha trovato delle partite
delle poste in gioco capaci di togliere da un lato una tassa che trovo sia la più odiosa in assoluto per chi produce, dall'altra di mantenere finalmente fede almeno ad una promessa, e cioè questa. Dopodiché all'ultimo ascoltatore che ha chiamato vorrei dire che essere leghisti non significa assolutamente essere filoputiniani, perché dopo Bucha, cioè dopo l'immane tragedia di Bucha con i russi che cavavano gli occhi a dei civili e che scappavano poi con i loro tank riempiti perfino di cessi piuttosto che di bidet, avere dei compagni di partito che sono filorussi trovo che sia qualcosa di ignominioso. Vabbè, caro Marco, questa è una tua opinione. Ripeto, io ripeto quello che ho detto prima. Qua nella Lega ci sono tante particolarità e comunque sia queste particolarità stanno assieme da 30 anni, non sta né a me, manco a te stabilire cosa è giusto o meno, anche perché qua comunque sia abbiamo una dirigenza del partito, abbiamo un segretario di questo partito che a volte farà cose che non tutti condividono, però questo partito sono 30 anni che c'è in Italia e non è che sono 30 anni che per esempio dà attività, dà un emolumento, un modo per vivere a tanta gente che ci lavora dentro, ma è un partito che tante cose di buone ha fatto e ne poteva fare anche di meglio. Io spesso e volentieri nelle trasmissioni che faccio io invoco che venga fatta la maggiore, vengano fatte le cose più buone ancora possibili. Poi bisogna vedere anche cosa si riesce a fare o meno. Io per 15 anni mi sono frantumato. Ma sui bolli a me piacerebbe dire una cosa, cioè non c'è un'autonomia fiscale ancora e anche le regioni si reggono sui vasi comunicanti, quindi sui travasi di gettito fiscale da una parte all'altra. Comunque proveremo a rigirare la domanda a Capalini. No, però teniamo conto del buco di 120 miliardi che si è trovato il governo di punto in bianco. Sì, in effetti bisogna sempre tener conto che noi siamo... Quando c'è una promessa, poi però se uno si trova, se viene nascosto un buco di 120 miliardi e tanti hanno il dubbio di come sia stato nascosto quel buco. Certo. Ricordiamo l'elezione del Presidente della Repubblica, Draghi che era lì in quel momento quando si è formato il buco, che ha detto la presenza di Draghi era una cosa casuale, che ha detto poco e niente, quindi poi è arrivato l'altro governo e si è trovato di botto 120 miliardi da pagare, quindi insomma comunque probabilmente bisogna anche tener conto di queste condizioni. È vero che siamo al governo, ma è pur vero che appunto al governo non ci siamo da soli, la Lega non è un partito di maggioranza assoluta, le cose si fanno sempre assieme agli altri. Parlava oltretutto della regione, sì, però lì ci sono stati vasi comunicanti e nel comunicare comunichi con un buco di partenza di 120 miliardi. Sì, poi comunque, o Stato centrale o regione, cose varie, comunque anche in regione ci sono altre forze che forse in regione prima contavano di meno, ma contano anche di più, è sempre un discorso di equilibri. Penso che con quello che sono i problemi che l'Italia ha dovuto affrontare, pure troppo bene ci va. Ripeto, questo non è motivo per non fare. Noi dobbiamo cercare, finché abbiamo le leve del comando in mano, dobbiamo fare molto, ma molto di più. Con questo ringrazio Carlo Persano per la sua presenza importante, ringrazio quell'altro che appunto ci ha chiamato dalla Brianza del Sud, che appunto ha ricordato il nostro marron glacé, e ringrazio voi per la pazienza che ogni volta ci accordate. Continuate a rimanere su Radio Libertà per le prossime trasmissioni. Buona serata. Avete ascoltato Spazio